I risultati di questa 35esima giornata: Empoli-Novara 0-0 giocata ieri, a Bergamo Torino-Binolefe 2-1, Ascoli-Sassuolo 0-0, Crotone-Frosinone 4-1, Padova-Portogruaro 3-1, a Piacenza Pescara-Piacenza 2-0, a Reggio Calabria Cittadella-Regina 1-0, Siena-Vicenza 2-0, Triestina-Livorno 0-0, Varese-Grosseto 3-1, mentre Modena-Atalanta, come detto, è il posticipo di lunedì alle 20:45. La classifica, eccola qua: Siena al comando con 69 punti, Atalanta ovviamente dovrà giocare lunedì con 67, Novara 59, Varese 58, Torino 50, Regina 49, Pescara e Vicenza 48, Livorno 46, Modena, Padova ed Empoli 45, Grosseto 44, Crotone 43, Sassuolo e Piacenza 41, Cittadella 40, Albino-Leffe 39, Ascoli e Portogruaro 37, Frosinone 33, Triestina 31. Vicenza senza Gavazzi, Martinelli, Tonucci, assenza pesante nel Siena, manca Reginaldo. Cominciano bene i padroni di casa, alla conclusione l'Arrondo, bella l'esecuzione, non trova però la porta, difesa da Russo. Si fa vedere anche il Vicenza, tutta di prima, conclusione di Tulli e pallone che si spenge di poco sul fondo. Da qui in poi cresce la squadra di casa che passa in vantaggio con Sestu ben servito dal difensore Vitiello, ma c'è la grande responsabilità della difesa biancorossa che praticamente sta a guardare. Ancora Sestu, 20 minuti dopo si ripete, qui azione personale, battuto Russu, 4 gol di Sesto, 3 ne realizzate proprio al Vicenza. Prova a cambiare le carte il Maran, entra Misuraka, immagini nel secondo tempo, l'Arrondo non cambia nulla, avrebbe solo reso più netta la vittoria dei padroni di casa, uscirà poi l'argentino, ben servito da Sestu. Nel finale 2 azioni ciascune, prima ci prova Calaiò, è attento l'estremo difensore veneto, anche qui rivediamo la conclusione dell'attaccante, dell'arciere del Siena, ha bruscato in giornata no, sbaglia un possibile palla gol, decisamente non c'è bisogno neanche dell'intervento di Coppola. Nel finale va a un passo dalla rete il capitano Vergassola e Russo, molto attento. Non c'è stata partita, anche se il Vicenza ha giocato bene, troppo superiore il Siena, del resto l'abbiamo detto, ha giocato Sestu e sarebbe una riserva di Reginaldo. Il Siena ormai è vicino alla Serie A, un pochino più lontani i playoff per il Vicenza, il migliore in campo Sestu. Ricordo il risultato: Siena batte Vicenza 2-0, linea a Roma. Grazie Baldini, comunque sia Vicenza, comunque siete lì un punticino. Partita interessante, ecco. Partita interessante perché c'era il 3-5-2 del Vicenza contro il 4-4-2 o 4-2-4 del Siena. Ce lo racconta Conti. Però sì, devo dire che insomma, è stata una partita interessante. Le clip che così abbiamo isolato sono due in qualche modo, una dedicata al Vicenza in questa prima parte della gara, dove sembrava che i tre difensori del Vicenza riuscissero in qualche modo a uscire a costruire, e questa è una delle poche però azioni che il Vicenza ha fatto nel primo tempo, ossia è riuscito a salire con le due mezzali, Morosini, che è questo che riceve palla tra pochi secondi, e conclusione da fuori aria di Botta, una botta diciamo non molto forte, però era qualcosa già di buono per il Vicenza, perché contro questo invece Siena è stato difficile. In questo caso c'è proprio un'azione tipica del Siena con cambio di gioco, e in questa situazione vediamo proprio che al di là di quello che c'è in mezzo, qua si creava attraverso veloci cambi di gioco delle situazioni di uno contro uno, tra l'altro in questo caso da parte di Brienza con Di Matteo, fatto sta che riusciva quindi a entrare nella zona laterale, e qua è la dimostrazione del secondo gol del Siena. Di nuovo situazione di uno contro uno in fascia laterale, questa volta Sestu contro Soligo, troppo dentro l'aria la difesa del Vicenza, gol. Troppo indietro. Direi di sì. Qua è il secondo gol di Sestu, che molto freddamente qua abbiamo un'esultanza di questo tipo. In occasione del primo gol invece si era tolta la maglietta. Si era tolto, quindi vuol dire che molte volte nell'esultanza uno riesce ad avere lo spazio di razionalità. Pensano, allora, visto togliersi la maglietta, ma io metterei anche da parte della società una multa
importante perché si va incontro a dei cartellini gialli, espulsioni. Io toglierei invece questa regola. Nessun complesso di superiorità. Il Siena confeziona il quarto successo di fila contro il Vicenza, dando l'impressione di aver stratificato talmente tante certezze da poter lasciare fluire la qualità del proprio parco giocatori per veleggiare verso la promozione. Non ci sono grosse sorprese nelle formazioni, nel Vicenza non recupera Gavazzi, mentre nel Siena il ballottaggio all'Arrondo Mastronunzio arriva all'argentino che apre la contesa con una conclusione spettacolare in rovesciata dopo aver controllato il pallone di petto. Passano 5 minuti e anche Brienza prova ad attingere al lato estetico del suo repertorio, ma dopo essersi accentrato la conclusione di sinistro non indovina lo specchio della porta, complice una deviazione. Il Vicenza gioca inizialmente a briglia sciolta, ostentando grande compattezza tra i reparti, e al 16° ipotizza il vantaggio con la bella conclusione da fuori di Botta. La sensazione è che il Siena, per sfrondare la coesione avversaria, debba inflazionare le fasce laterali. Le prove tecniche della rete al 18°, quando sul cross di Del Grosso da sinistra Calaiò cerca di piazzare con il colpo di testa senza trovare fortuna. Dalla fascia opposta, non a caso, sgorga la rete del vantaggio bianconero al 23°. Vitiello taglia l'area di rigore con un pallone velenoso rasoterra. Calaiò non ci arriva, ma alle sue spalle piomba come un rapace Sestu, che anticipa tutti timbrando l'1-0. L'esterno, che l'anno scorso ha vestito la maglia del Vicenza, non segnava proprio dalla gara d'andata contro i biancorossi. Lo svantaggio sfiducia gli ospiti, che sembrano disorientati rispetto ad una prima metà intensa di frazione. Al 36° è ancora Sestu a speculare sulla tenerezza della difesa vicentina. Questa volta il centrocampista pesca nel suo arsenale offensivo una splendida iniziativa personale, partenza ineluttabile da sinistra, e il fulmine di destro è talmente stordente da concedere poco spazio alla reazione di Russo. Quarta rete in campionato per il prodotto delle giovanili della Lazio. Dopo l'ingresso di Misuraka al posto dell'infortunato Tulli prima della pausa, ad inizio ripresa sul fronte opposto si fa male anche Brienza, sostituito da Camatà. Come nel primo tempo, il quarto minuto appartiene all'Arrondo, che si divora la terza rete invalidando un servizio geniale del solito Sestu, dirottato sulla destra dall'ingresso di Camatà. Conte abbassa il tasso di pericolosità immettendo Marrone al posto di Larrondo, ma al 64° è ancora Siena sull'orlo della goleada. Punizione delicata di Calaiò sopra la barriera, Russo sventa in tuffo. Al 76° il neo entrato Mustacchio, con un'acrobazia, regala la possibilità di riaprire improvvisamente i giochi ad Abbruscato. L'ex attaccante di Chievo e Torino difetta in coordinazione e non riesce a concretizzare un pallone che sembrava impossibile da sbagliare. Il caldo anestetizza gli animi e consente a Conte una facile amministrazione controllata, priva di cali di tensione. All'89° Vergastola decide di omettere il cinismo e sull'invito geniale di Mastronunzio, entrato al posto di Calaiò, spara addosso a Russo, la più facile delle occasioni. È vero, c'è da fare i conti con il posticipo dell'Atalanta, ma la chance di riassaporare la vetta solitaria a distanza di 6 mesi dall'ultima volta è una sensazione accattivante per il Siena. Non è ancora tempo di champagne, ma a fronte di questa ferocia e a più 10 sul terzo posto, è difficile capire chi possa tagliare la strada ad un organismo privo di difetti.